Cari telespettatori, eccoci insieme, siamo come sempre con i nostri ospiti dello SPCGL come ogni venerdì e come ogni venerdì facciamo il punto della situazione. Due saranno i temi che andremo a sviluppare. Da una parte il 16 novembre, una grossa manifestazione molto importante e significativa per i temi che andrà a lanciare, che verrà fatta a Roma dal sindacato, in questo caso a livello unitario, per delle richieste ben precise. I pensionati sono stanchi, continuano a ripetere sempre le stesse cose, però sembra proprio inascoltati, oppure sembra che gli diano in qualche modo un piccolo contentino che sono qualche centesimo di euro di rivalutazione di pensione come ha fatto questo governo, quindi le cose così non vanno e protestano, si fanno sentire. Ne parliamo con il nostro ospite, in particolare Fulvio Dal Zio della segreteria regionale dello SPCGL del Veneto, grazie di essere arrivato qui con noi. Grazie a voi. E parleremo di questo, ma anche della legalità, un tema che è stato affrontato anche di recente a un incontro che si è svolto a Cerea in provincia di Verona, proprio con la segretaria dello SPI di Verona che è qui con noi, Lorisa Vaccari. Grazie anche a lei. Grazie a voi. Allora, io direi di incominciare. Abbiamo visto prima una slide che possiamo anche rimettere in onda a questo punto, visto che richiede anche un po' di attenzione per essere letta. 16 novembre 2019, Roma, Circo Massimo, ore 9:30, una manifestazione nazionale aperta a tutti? Assolutamente. Siete organizzati? Sì. Come siete strutturati e cominciamo a capire che cosa chiedete? No, intanto appunto l'hai sottolineato anche tu, e la manifestazione è unitaria CGIL e CISL. E le motivazioni che ci hanno fatto propendere per una manifestazione al Circo Massimo, che insomma è una piazza importante e significativa, capiente. Sì, anche se pensiamo più a una festa che una manifestazione vera e propria, sta nel fatto che unitariamente come pensionati richiediamo l'avvio di una discussione su un progetto di legge che affronti il tema della non autosufficienza. L'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che è sprovvisto di una legge sulla non autosufficienza. Non autosufficienza che, come è noto, insomma, colpisce in particolar modo le persone in età avanzata, non solo, ma la stragrande maggioranza sono anziani. E nel momento in cui una persona ha maggiore bisogno di attenzione e di cura, non c'è una legge quadro che dia tutela non solo in termini economici, ma anche in termini di servizi, di assistenze. Il più delle volte, come è noto, insomma, quando una persona si trova in uno stato di non autosufficienza è abbandonata a se stessa e alla famiglia, quindi la cosa non riguarda solo la persona coinvolta che subisce, che vive questo stato di cose, ma anche riguarda tutta la famiglia. Cioè, io ho avuto anch'io l'esperienza con i miei genitori fino a 2 anni fa e sei inevitabilmente coinvolto e quindi non è un tema che riguarda solo gli anziani, ma riguarda tutta la società, riguarda tutti, riguarda giovani, meno giovani, perché tutta la famiglia, quando si è toccati da questo dramma, si è coinvolta. Quindi è anche per questo che noi auspichiamo e invitiamo che l'iniziativa di sabato 16 novembre non deve essere solo partecipata dai pensionati, ma deve esserci anche una forte presenza di lavoratori e di persone attive e più giovani. Questo è il tema fondamentale. Infatti con noi in piazza ci saranno anche molte associazioni del terzo settore, l'Auser e altre associazioni che si occupano appunto di questa tematica. Poi, oltre a rivendicare un tavolo per la legge sulla non autosufficienza e l'avvio di una discussione parlamentare che dia risposta a questo tema, che ribadisco è un tema di civiltà. Va sottolineato questo, non riguarda, come dicevo, solo, è proprio una cosa che riguarda tutti quanti, quindi è un tema che ci coinvolge, è un tema di civiltà, ma oltre a questo c'è poi il tema delle rivendicazioni economiche che i pensionati
richiedono e che non trovano risposta nemmeno in questa legge finanziaria. Adesso, al di là della esiguità dell'aumento proposto, e consapevoli che con una manovra finanziaria che di fatto, quando si sterilizzava l'IVA che era prevista per 23 miliardi, che altrimenti sarebbe aumentata da gennaio, spazi più di tanto non ce n'erano. Infatti non è che i pensionati non sono improvvisamente, come dire, diventati estremisti, anzi si è sempre stati molto responsabili, e quello che rivendichiamo è anche, come dire, in prospettiva, quindi dovrebbe esserci un governo di legislatura che è in grado di assumere impegni non solo per l'anno del 2020 ma anche per il 2021, dove noi richiediamo l'allargamento a partire appunto dal 2021 della platea che usufruisce della 14ª mensilità, che oggi è fino a 1.000 euro, noi la rivendichiamo fino ai 1.500 a partire dal 2021, che tra l'altro è un provvedimento che non costa molto. E poi dal 2022, visto che al 31 dicembre del 2021 scade il blocco che ormai esiste da anni della rivalutazione delle pensioni, e quindi si reintroduce la legge che prevede la rivalutazione fino a 3 volte il minimo, noi la richiediamo fino a 5-6 volte il minimo. Un attimo solo, che ci è arrivato un messaggio, così li leggiamo contestualmente, se no dopo si accumulano. Vediamo un attimo. A me hanno insegnato che i diritti vanno conquistati e bisogna lottare per mantenerli. Ho difficoltà motorie ma mi piacerebbe venire lo stesso. Qual è il programma? Essendo bloccata su sedia, devo essere accompagnata, ma non vorrei ci fosse qualche impedimento. Grazie. No, noi andiamo con i soliti mezzi di trasporto, la stragrande maggioranza si muove in pullman, però ci sono anche diverse centinaia di persone che si muoveranno in treno. Poi c'è la metropolitana che scarica davanti proprio al Circo Massimo, e il Circo Massimo... Però per persona che è bloccata sulla sedia a rotelle non sono previsti, sì, forse deve rivolgersi. Questo è un tema che fa riflettere, insomma, però nel rapporto che abbiamo con le associazioni credo che insomma siano anche in grado le associazioni che si occupano di questo tema di dare risposte magari più puntuali. Però volevo tornare sul fatto che c'è anche un altro tema che forse non viene sufficientemente sottolineato, cioè l'idea che il pensionato sia un peso e quindi si blocca, non contribuisce più, perché quando si lavora si contribuisce con il fisco, con il lavoro, si produce la ricchezza. Vorrei far notare che insomma i pensionati sono coloro che pagano più tasse di tutti. Perché? Per quale meccanismo? Oltre al fatto che hanno già adesso maggiori detrazioni i lavoratori, e questo aveva anche una sua logica perché uno collavora ha maggiori spese eccetera, però l'introduzione del cuneo fiscale, su cui noi siamo d'accordo, significa che si interviene sulle detrazioni e quindi la forbice fiscale tra un lavoratore e il pensionato aumenta. E anche la richiesta di defiscalizzare gli aumenti contrattuali fa sì che questa forbice di disparità fiscale tra un pensionato e un lavoratore e tutti gli altri si allarghi. Questo per dire che i pensionati non è vero che sono un peso, i pensionati sono coloro che maggiormente contribuiscono con la loro fiscalità al bilancio dello Stato. Quindi questa idea che si sta cercando di diffondere. Sì, però volevo chiedere questa precisazione, quindi voi non siete d'accordo che si agisca per i lavoratori attivi sul cuneo fiscale? Sì, assolutamente cioè, o si agisce anche sui pensionati, no, su tutti e due, oppure... Noi siamo assolutamente d'accordo che si agisce sul cuneo fiscale, sul cuneo fiscale e sul recupero dell'evasione fiscale, perché anche questa storia che i pensionati hanno difficoltà a usare la moneta elettronica,
per cortesia lasciamola alla preistoria, insomma, perché noi abbiamo fatto un rapido sondaggio su dei pensionati, la stragrande maggioranza usa tranquillamente il bancomat, carte di credito, e sempre però di sono più, pensionati magari usano, e sempre di più si usa anche i social, quindi insomma... Ma sono pensionati giovani che stanno bene, quelli che invece hanno problemi economici vogliono contarsi la pensione per arrivare a fine mese, i propri soldi. Sì, ma nascondersi dietro questa cosa, insomma, la trovo abbastanza puerile e infantile. Intanto perché l'uso del contante non viene cancellato, e se uno ha difficoltà economiche, cioè spese fino a 1.000 euro, è ben difficile che le faccia. Quindi anche questa eventuale giustificazione cade di per sé. Credo, insomma, ecco, che la lotta all'evasione attraverso anche questi strumenti, che ripeto sono strumenti di modernità, li usano in tutti i paesi, li usano tutti, non vedo perché non si possano, solo da noi si apra tutta questa difficoltà, questo contenzioso, e ridurre quindi le tasse ai lavoratori e ai pensionati, che sono coloro che più contribuiscono al gettito fiscale, credo sia sacrosanto. Ripeto, la coperta era corta, molto corta, lo sapevamo, non a caso diciamo di avere un programma, degli impegni che proietti nel tempo, insomma, gli aumenti che come pensionati richiediamo, però sottolineando anche questi aspetti, cioè l'idea che i pensionati, qualcuno ha lanciato, che i pensionati non devono votare e che è stata raccolta dagli organi di informazione, è un insulto al buon senso. Perché se l'idea è quella che i pensionati sono un peso, è l'esatto opposto. I pensionati, oltre a contribuire dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della soggettività di quello che possono riconnettere socialmente dei paesi che altrimenti sarebbero abbandonati a se stessi, possono svolgere una funzione fondamentale. E alimentare un conflitto tra generazioni credo sia assolutamente sbagliato, grave e fuori luogo. Lascio perdere poi tutta la storia che i pensionati, molti pensionati aiutano i nipoti o i figli, perché è cosa nota, ma insomma non vorrei nemmeno che ha permesso la tenuta sociale in e tempi che ha di crisi, permesso vero? la tenuta sociale in una situazione di crisi che non è ancora superata, come dimostrano le ultime vicende. Quindi l'idea che i pensionati sono un peso credo sia assolutamente sbagliata e vada ostacolata e combattuta. Gli anziani sono un soggetto sociale importante in questo Paese e il compito del sindacato, dello SPI e unitariamente con le altre organizzazioni è quello di dare rappresentanza a un soggetto sociale che altrimenti ne sarebbe escluso, sarebbe alla mercé di chiunque. Quindi credo che queste idee che qualcuno cerca di alimentare faccia del male al Paese e vanno necessariamente combattute. Sempre su questa manifestazione, quindi i punti che vengono affrontati, la signora, mi pare di aver capito, chiedeva il programma, comincia alle 9:30, sono previsti interventi, vuole raccontarlo? Sì, si stanno definendo tra l'altro la conferenza di servizi, perché arrivare a Roma dopo il decreto sicurezza è abbastanza, è abbastanza anche difficile. Presto alle 9:30 ci sono difficoltà organizzative che si stanno sciogliendo, però ecco, la manifestazione, l'iniziativa inizia alle 9:30, terminerà verso l'1:30. Quindi la mattinata, insomma, del 16. Non c'è il corteo. Non c'è il corteo, quindi ci si dirige, come dicevo prima, direttamente lì al Circo Massimo, e poi ci sarà il programma puntuale, lo stanno definendo anche per le cose che dicevo. Ecco, io chiedo la seconda slide messa in onda perché ribadisce un po' un aspetto fondamentale: per un diritto di cittadinanza, una firma per gli anziani, una firma per il Paese, e questo è a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, perché nel nostro Paese ci sono ben 3 milioni di persone non autosufficienti. Sì, ti ringrazio di questa sottolineatura. Ecco, contestualmente al lancio della manifestazione è partita appunto una raccolta di firme per richiedere una legge sulla non autosufficienza di cui ti dicevo prima. Raccolta di firme che stiamo facendo in regione, in tutti i paesi, in tutti i mercati, nei comuni, e che continuerà anche dopo
la manifestazione del 16 perché e che è noi non aperta a vogliamo. tutti, vero? Anziani Assolutamente, e non anziani. è aperta a tutti ovviamente, proprio per le cose che prima dicevo. La non autosufficienza non riguarda solo la persona, ma riguarda il contesto, tutti quanti. E poi è una legge di civiltà, insomma, non è possibile che nel momento del massimo bisogno di una persona che magari ha lavorato una vita, ha contribuito, nel momento di massimo bisogno, non dico sia abbandonata a se stessa, perché non è nemmeno corretto esasperare le cose, ma che ci sia, come dire, una legge che dia tutela sul piano economico, ma anche sul piano dei servizi alla persona, che è quello che è fondamentale e che manca. Credo sia, come dicevo, una legge, un segno di civiltà di cui questo Paese ne ha molto bisogno, visto l'imbarbarimento che stiamo avendo, da ultima la scorta alla senatrice Segre. Sì. Voglio aggiungere qualche cosa a questo proposito, perché tra l'altro appunto come segretaria di Verona voi questi aspetti li seguite molto anche da vicino. Sì, li seguiamo molto da vicino. Ovviamente il quadro che ha delineato Fulvio è il quadro reale con il quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Nella manifestazione di Roma, fra le varie rivendicazioni... Ecco, qua chiedo di mettere non dell'altra slide, la terza, anche, così la teniamo ferma lì che possiamo leggerla anche. Sì. Ecco, chiediamo anche che sia finanziata in maniera adeguata la sanità pubblica, perché fa il paio con tutti questi ragionamenti. Nel momento in cui, come noi abbiamo potuto rilevare, le persone rinunciano anche a fare una prevenzione adeguata perché i costi della sanità sono diventati in alcuni casi proibitivi, credo che ci sia un problema. Se l'Unione dei Farmacisti denuncia che è calato l'acquisto di farmaci anche importanti, anche salvavita per l'ipertensione eccetera, vuol dire che c'è un problema che va affrontato in maniera molto seria, visto che la popolazione anziana è destinata anche nei prossimi anni ad aumentare e non a diminuire. E se aumenta l'età, diciamo, della popolazione è evidente, è prevedibile quantomeno che possano aumentare le patologie, le cronicità e tutte le conseguenze legate appunto al passare degli anni. Ecco, io dico che il sindacato cerca in tutti i modi di venire incontro ai problemi e ai bisogni delle persone. Fulvio parlava di non autosufficienza e dei problemi per la famiglia. Per esempio a Verona noi abbiamo istituito già da qualche anno l'amministratore di sostegno, che è un altro anello, no, di sostegno alle famiglie. Lo spieghiamo con due parole per chi non sa di cosa si tratta. Sì, l'amministratore di sostegno si attiva nel caso in cui ci sia appunto un anziano non più autosufficiente, non in grado di, ma anche che ha patologie magari mentali, quindi non è in grado di, pensiamo all'Alzheimer per dire, no? Quindi ci vuole una persona vicina, un familiare o quantomeno una persona molto vicina che assolva a tutte le incombenze burocratiche, fiscali, che gestisca la pensione, che si assicuri di garantire una qualità di vita, e quindi questa persona è l'amministratore di sostegno. Ecco, per precisare, questa persona deve essere retribuita dal pensionato? No, è un familiare normalmente, ma se non è un familiare? No, non è retribuita, è un servizio che viene dato. È un servizio che si presta a una persona in difficoltà. Però non è sufficiente fare cioè dire io lo faccio, c'è come dire, un provvedimento di un giudice che attesta la specificità, l'idoneità e soprattutto il consenso familiare che su questa persona per poter gestire anche i soldi oltre che la vita della persona. Ora, tutta la procedura è abbastanza complicata e le persone, tanto per cambiare, ecco, devono fare i conti con una burocrazia a volte insomma che rallenta un po' le cose. Quindi noi forniamo questo servizio gratuito ai non iscritti, pensionati e non, in maniera perlomeno da sveltire la cosa e alleggerire questo fardello. È un servizio, ripeto, che facciamo ormai da anni a Verona e che ha riscontrato un buon successo proprio per le caratteristiche che ha questa cosa, insomma. Assolutamente. Per dire che non solo chiediamo ma cerchiamo anche di mettere in campo tutte le azioni possibili per venire incontro ai bisogni delle persone. Assolutamente. Se posso, una piccola battuta. Senz'altro l'avrete già sentito anche i telespettatori, però è bene
battere su questo punto, cioè vivere più a lungo non è una sfortuna, No, anzi, non è una sfortuna, è una conquista. è una conquista perché sono migliorate le condizioni sociali, di vita, anche nel lavoro, pur con tutte le sue contraddizioni, le difficoltà e i ritardi che ci sono, e grazie anche al progresso scientifico. Certo. In Italia c'è un problema di denatalità, ma il problema non riguarda il fatto che si vive più a lungo, il problema è che perché si fanno pochi figli, il primo tema è il lavoro. Ecco, questa è una questione che volevo sottolineare, però mi limito al fatto di dire che insomma, l'idea che si viva più a lungo non è un peso, è una fortuna, e anzi anche per questo una persona che acquisisce il diritto di andare in pensione ha ancora davanti a sé un buon periodo, un grande periodo, un ampio periodo della propria vita in cui può essere un soggetto attivo, insomma, che può dare sotto altre forme un contributo sociale importante con le iniziative che quotidianamente si mettono in campo. Assolutamente. Torniamo su questo, poi leggiamo anche altri messaggi se arrivano, ma adesso andiamo in pubblicità qualche secondo.